Bene, anche oggi Dolomiti, oggi siamo Alle Tre Cime di Lavaredo. Siamo praticamente al centro commerciale, sono le 9:30 e c'è già la fila qui per Sella, mi pare Sella Lavaredo, però vabbè, è domenica e luglio, siamo alle Tre Cime e probabilmente forse assieme a Sorapis e al lago di Braies probabilmente sono i luoghi più iconici delle Dolomiti. Per evitare il salasso del parcheggio siamo saliti con l'autobus, l'abbiamo preso sotto al lago di Misurina, quindi abbiamo lasciato la macchina lì, 4 euro e in 20 minuti si sale ed è decisamente una spesa inferiore rispetto ai 30 euro che si pagano per salire in macchina, che oddio, niente da dire, forse per me potrebbero anche far pagare di più. L'idea di oggi è quindi fare il classico anello delle Tre Cime, per l'appunto un classicone, ma insomma in un luogo molto bello che probabilmente vale la pena di fare almeno una volta nella vita, anche se c'è un po' di gente, ma come già detto è luglio e domenica, ci sta. Sono circa 20 minuti che camminiamo, è incredibile la fauna che si può osservare, c'è veramente di tutto, da tipe tiratissime con borse di Gucci a due con le scarpe della Lidl, fantastici, due sioretti col bastoncino, scarpe della Lidl. Va ben che diciamo noi siamo abituati bene, visto che di solito nei nostri giri sulle nostre montagne siamo in quattro gatti, ma qui veramente cioè, è proprio uno spettacolo, cioè, da sbregarsi ognuno per due. E siamo solo alla Forcella Lavaredo, cioè dobbiamo ancora fare tutto il giro, spettacolo. Bene, siamo arrivati a Forcella Lavaredo, dietro di me si iniziano a vedere bene le Tre Cime. E adesso abbiamo fatto un paio di foto, qua che si apre la vista sul Locatelli, sulla Croda Rossa e Monte Paterno, e anche dall'altra parte non è male. Conosco solo i Catini di Misurina, le altre cime purtroppo non so cosa siano, e mi sono dimenticato la cartina a casa e quindi niente nomi. Adesso, per evitare la gran massa di persone che continuano verso il Locatelli sulla strada, ci muoviamo verso, diciamo, la salita al Monte Paterno e poi prendiamo il sentiero alto, che anche ci evita di fare una ridiscesa prima di tornare al Locatelli, e ci passa anche molta meno gente, quindi decisamente meglio. Anche questa è stata una zona, diciamo, importante nella prima guerra mondiale. Qui, a dire la verità, più il Monte Piana, dove siamo stati lo scorso inverno, però anche qui nella zona delle Tre Cime ci sono stati combattimenti, fortificazioni. Sul Monte Paterno ci sono diverse gallerie, anche qua si vedono feritoie, in quanto anche qui gli italiani sono arrivati da, diciamo, Auronzo, qui alla Forcella, e poi insomma ci sono state diverse battaglie qui nella piana con gli austro-ungarici che stavano dall'altra parte, diciamo verso il Locatelli. La cosa particolare della guerra qui alle Tre Cime, una delle cose particolari nella guerra qui alle Tre Cime, è l'installazione da parte degli italiani di un faro sulla cima grande di Lavaredo. Cioè si sono portati in spalla praticamente un faro, mi pare che avesse un diametro di 50 cm o di un metro addirittura, per illuminare gli eventuali attacchi qui della zona. Inoltre, già che c'erano, hanno tirato su anche un cannoncino, e quindi sulla cima grande di Lavaredo c'era un faro e un cannone. Impresa assurda, e mi pare si siano affidati anche delle guide alpine per tracciare la via, è veramente incredibile. La via normale, chiamiamola normale, percorre la strada di accesso al rifugio, mentre noi faremo questo sentiero che taglia il ghiaione sotto il Paterno, in quanto due motivi: uno, per l'appunto non si scende, si risale, e poi c'è meno gente.
Siamo quasi arrivati al Locatelli e adesso ci sono questi pinnacoli, c'è questo e quelli lì, ce n'è uno qui dietro, uno lì, e guardando sulla carta a casa avevo trovato un nome particolare, un'altra cosa particolare qui delle tre cime, c'è la Frankfurter Würstel, che tradotto in italiano, cioè il nome italiano è Torrione della Salsiccia, e insomma fa molto ridere, ma non so di preciso qual è. Quindi vediamo, anche questo c'è adesso, anche quella punta lì. Boh. In ogni caso al Torrione della Salsiccia ci si passa vicino se si fa la ferrata del Paterno. Dopo un'ora e 45 con molta calma siamo arrivati al Locatelli, sta anche iniziando un po' a piovere. Adesso ci mangiamo il panino e poi ripartiamo per completare l'anello. Siamo circa a metà strada, forse poco prima. Bene, siamo arrivati al Locatelli, abbiamo mangiato un panino che ci eravamo portati da casa per fortuna, in quanto c'era un macello, in più ha iniziato a piovere, quindi tutte le persone hanno cercato riparo tra le varie tettoie del rifugio. Abbiamo provato a entrare per bere un caffè e vedere il rifugio dentro, ma c'era un macello, c'era la coda, quindi appena smesso di piovere siamo ripartiti. Adesso abbiamo passato la deviazione per la Val di Landro e stiamo tornando verso il rifugio Auronzo facendo l'anello. Il tempo si è nuvolato parecchio, ormai non ci sono più nuvole alte, ma sono sempre un po' più basse, le tracime sono mezze sommerse dalle nubi, però c'è questo tempo un po' in movimento, quindi ogni tanto piove, ogni tanto smette un po', non è male, c'è un po' di vento, insomma non dovremmo prendere troppa pioggia, cioè così va ancora bene, ecco. Ora affrontiamo questo bellissimo tratto che ci porta in discesa e poi risaliamo, e c'è questa valle veramente bellissima, ci sono i rododendri che stanno fiorendo, sono ancora un po' in ritardo, ma quando saranno tutti fioriti deve essere davvero uno spettacolo. Questa zona è molto verde, così rigogliosa, c'è l'acqua, ci sono dei laghetti, veramente spettacolare. Solitamente si vedono sempre le foto delle tre cime del Locatelli, ma sì, questa zona qua non mi sono mai accorto io, oppure effettivamente un po' meno fotografata e si vede meno, anche se è davvero bellissima. Bene, abbiamo aggirato la terza cima e stiamo tornando verso il parcheggio, ci siamo quasi ormai, quindi abbiamo quasi concluso il giro di oggi. Sono posti stupendi, bellissimi, sicuramente è un giro che consiglio a tutti per i panorami che offre sia da questa parte, diciamo sia dal lato veneto verso Misurina, il Sorapis, i Cadini, oppure dall'altra parte dove si vedono benissimo tutte e tre le cime, più le altre montagne verso il Trentino e l'Alto Adige. Se da un punto di vista dei paesaggi e diciamo naturalistico è incredibile, sono posti spettacolari, dal punto di vista dello spirito della montagna, dell'avventura, dell'andare in montagna diciamo in modo classico, ecco, questo oggi mi è assolutamente mancato. Qui tutta questa zona è un grosso carosello dedicato al turismo di massa, e quindi si incontra di tutto, si è sempre in presenza di tante persone che non sempre portano rispetto diciamo per gli altri, c'è chi ti supera, chi urla, chi si ferma di botto in mezzo al sentiero, quindi bisogna essere diciamo preparati, e così lo si sa. Questa è probabilmente, come dicevo prima, una delle zone più famose delle Dolomiti, e purtroppo è così.
Non critico assolutamente questa cosa, è stata fatta una scelta, è un luogo iconico, viene sfruttato al massimo, è giusto così. Comunque diciamo che un certo grado di naturalità viene mantenuto. Comunque diciamo abbiamo visto probabilmente no, anzi nessuna cartaccia, immondizia. Io non ho notato onestamente la presenza di cartacee e cose varie. Magari ho guardato male, non lo so, però mi è sembrato bene, diciamo, da questo punto di vista. Sicuramente chi può affrontare questo itinerario durante la settimana potrebbe essere agevolato nel non trovare troppa gente, o comunque magari anche in altri periodi dell'anno. Giugno, vabbè, quest'anno c'era molta neve, ma magari altri giugno normale, diciamo, oppure settembre, sicuramente c'è meno gente, lo spettacolo è lo stesso. E una cosa interessante, come abbiamo fatto noi, è portarsi i panini, in quanto al rifugio Locatelli si trova tanta gente, per mangiare là magari è un po' difficile. Adesso andiamo fino all'Auronzo, un momento ci beviamo un caffè, siamo in anticipo sull'autobus, e poi un altro consiglio potrebbe essere quello di prendere l'autobus, in quanto si paga molto meno rispetto al parcheggio qui alla base delle Tre Cime. Bene, adesso come ti dicevo andiamo fino al rifugio Auronzo un attimo. Io spero che il video ti sia piaciuto e ti lascio sotto in descrizione alcune informazioni qui sulla zona come al solito. Ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto! Saluta da lì.